Sit archeologic Iulium Carnicum di Giui, unic centri urban di ete romane antighe conservat tes Alps orientals, alle rientrat tra i 30 vot grues proiets che il Ministeri da Culture ha decidut di finanziare a livello nazionale. Perchest arriveranno in chiarnie 1,25 milioni di euro per riqualificazione e valorizzazione del sito, che vigneranno mituz ad un ai BES stanziati di bande de Region Friul Vignesi e Giulie e di bande de comunità di Monde Chiarnie, per tornare a imbastì e per slargiare il museo. Il Museo Archeologico di Giui rappresenta un punto di riferimento per ricerche archeologiche in Chiarnie e in modo particolare anche per Giui, dove le campagne di sghià hanno permesso di portare alla luce un evore di edifici pubblici e privati da città romane di Iulium Carnicum, che è una delle 4 città romane del Friuli Vignesi e Giulie. Il museo, aperto al pubblico dal 1995, al presente con una panoramica e la storia da Chiarnie e tutti i reperti che sono stati messi ad un qui a Giui e che sono dedicati all'area archeologica del Foro Romano, al complesso da Stermes, a un evore di decorazioni sia parietali che pavimentali, pensando a pavimenti a mosaici che appartenevano a domus, abitazioni di persone, un evore sciores. E vi un'interessante sezione che è dedicata a preistoria e protostoria da Chiarnie, soprattutto all'età d'Alfier, e un'altra sezione dedicata all'epoca tardo-antiche alto-medievali, con una chialata verso la plebe di San Pieri, perché non viene di smentare che Giui è stata sì una città romana, ma è stata anche sede vescovile. Tra il IV e il V secolo d.C., grazie a Cromazzi di Aquilea, aveva fondato la diocesi di Giui, che controllava un territorio grandissimo come quello da Giui di epoche romane. E anche quest'estate si potrà l'avvio di Giui in grazie di tutta una serie di iniziative culturali, visitis guidadis, spiegazioni des campagnes di sghiavs che in Taiainsa sono stati portati in davanti. Sghiavs regolari attacchi in primi anni del 1800 e avevano in davanti in molti di voi sulla direzione da sovrintendenza. A poche distanze dal museo si odia il resto del Foro Romano, che per Cumò è l'unica area archeologica visibile, la place principale da città, il centro dove si svolgeva in tutte le attività economiche, amministrative e religiose. E è da lì che arrivano le grandi decorazioni in bronzo che espongono qui in museo, come anche alle nostre spalle, le decorazioni in affresca fanno parte del complesso da Stermes, sgiavata poi riprese da il Foro Romano, decorazioni che sono pertinenti all'area dell'acquedotto, mosaici, sculture, una chialata proprio sopraggiù di epoche romane all'interno della storia da Chiarnie. Dunque il museo è un punto di riferimento per ricerche archeologiche a Giui, ma poi per l'intero Friuli. In questo periodo stiamo lavorando proprio per implementare la collezione e cambiare la musica di questo museo.